Piero, grande serata, grande successo. No? Sì, tanto. Non pensavo, bella serata. Ecco, possiamo dire che finalmente Cormons è stato animato. Beh, ma basta poco, credo, no? O no? Soprattutto basta fare, no? Basta fare. Magari con l'aiutino di qualcuno sarebbe ancora meglio, però No, ma poi è giusto perché voi commercianti pagate le tasse e paghiamo nessuno tutto, pensa. paghiamo solo pubblico, paghiamo tutto. Però mi pare che è riuscita molto bene, no? Mi pare 250 persone. No? No, penso di più, penso molto di più, forse anche il doppio. Sì. Allora, un altro personaggio che ha animato questa serata, no? Bella, bisogna dare vita a Cormons. Sì, è stata una grande serata. Questi appuntamenti qua devono essere più frequenti anche perché Cormons merita una cornice così come è stata questa sera. Viene da dire da cronista di provincia, mentre qualcuno perde la K, qui invece si raddoppia. Sì, diciamo Cormons merita queste cornici qua anche perché è una cittadina dove gli eventi sono sempre più frequenti e questo deve essere quello che Cormons merita. E soprattutto continuare. Sì, sì. Sì, anzi questi eventi qua devono essere Il surplus. sì, una cornice che gratifica questa grande cittadina. Non abbiamo sentito la padrona, però sentiamo il padrone dei muri, contento? No? Padrone dei muri, avere un immobile oggi come oggi è una vera sei in difficoltà davvero. Visto che gli piace qualcuno incassare l'IMU, però se no bisogna dare anche i servizi, no? E voi i servizi li date, mentre chi dovrebbe darli non li danno. Esattamente, il servizio bisogna darlo sempre, cercare di dare il massimo di noi stessi e combattere la crisi al 100%. E questi sono i modi giusti. Esatto, sempre in pista.